Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con l'oroscopo del giorno, in compagnia delle stelle di Radio.0. Anche in questa giornata di metà settimana, questo 6 aprile, andiamo a sentire tutte le ultime novità. Iniziamo subito. Ariete, una splendida giornata vi attende. La carriera è l'argomento centrale. Le idee tenute in caldo maturano velocemente, anche grazie a trovate illuminanti, le vostre. L'amore poi è fonte di consolazione. Se non vi siete fatti avanti, provateci, sarete abilissimi in particolare con le parole. Toro, il lavoro è il perno odierno, soprattutto se retribuito quanto basta per consentirvi spese improrogabili e qualche piacevole acquisto in libreria, magari. La fanno facile gli amici, minimizzano le vostre preoccupazioni. Se provassero per una volta a mettersi nei vostri panni, però. Gemelli, la luna è protagonista nel vostro segno in giornata, in buona armonia con il Sole e Mercurio. Contate sulla prontezza di riflessi per rimuovere intralci e risolvere problemi. In primo piano l'agilità mentale, il vostro punto di forza, possiamo dire, resa costruttiva da azioni tempestive e mirate. Cancro, chiarezza con conoscenti e persone che frequentano l'ambiente lavorativo. C'è pericolo di arrivare ai ferri corti con qualcuno che non sente proprio ragioni. Prestate attenzione nei rapporti di amicizia, soprattutto piccole incomprensioni infatti sono in agguato, esprimete le vostre esigenze. Leone, una bella sensazione di rinascita vi attraversa con la Luna e Mercurio strettamente allacciati. Nell'attività serenamente pareggiate gli arretrati e smaltite tutti gli appuntamenti. Piacevole interscambio poi con i soci, anche se voi con mano ferma tenete sempre saldo il polso della situazione. Vergine, la luna in gemelli è inquieta e un po' distratta in giornata, fortunatamente in quanto alla professione siete come sempre ineccepibili e con i piedi ben piantati a terra. Niente vi viene regalato, lo sappiamo, la vostra preparazione è ferrea, tanto da tenere testa a qualsiasi interlocutore. Bilancia, è arrivato il vostro momento. Siete infatti tra i segni più favoriti in questo mercoledì, con la luna in buon aspetto. Con i collaboratori andate d'accordo e gli impegni scivolano via rapidamente. Il rapporto di coppia invece mostra qualche crepa di troppo, ma il dialogo agisce efficacemente da collante. Provare per credere. Scorpione, vi date parecchio da fare, ma questo non vi pesa. La prospettiva di un guadagno extra, di un incentivo vi incoraggia a continuare nella direzione intrapresa fino a qui. Se siete rimasti indietro invece con alcuni lavoretti domestici, dateci dentro, i risultati saranno veramente appaganti. Sagittario, Mercurio vi incita all'azione, ad essere pratici. Non avete l'indole per fare la parte delle vittime, come protagonisti convincete molto di più, quindi rimanete nel vostro ruolo. L'atteggiamento sospettoso del partner invece è un po' irritante, non pensate? Senza giustificarvi, difendete la vostra libertà di azione. Capricorno, curate i dettagli di un progetto, anche se un compito noioso, lo sappiamo, può fare la differenza e dare alle vostre iniziative migliori probabilità di riuscita. La vostra cordialità potrebbe essere fraintesa da qualcuno, in particolare da un collega che prova un certo interesse per voi. Acquario, momento di grande creatività, l'amore è un'alchimia, un processo in continua trasformazione, incontri bellissimi vi aspettano eppure inaspettati se siete single. Con l'arrivo di consistenti guadagni poi potrete togliervi finalmente degli sfizi, le variazioni assicurano un periodo di gratificazioni e serenità. E chiudiamo infine con i nostri pesci. Come ogni giorno feriale c'è da lavorare e voi non vi tirate indietro, anzi ci date dentro con energia per smaltire oneri e incombenze. Il senso pratico primeggia sull'umore, le intuizioni poi escono dal letargo, proprio in tempo per concludere un buon affare. Ed è tutto quindi anche per oggi, in quanto a novità dalle nostre stelle del giorno. Noi ci ritroviamo domani ancora con tante cose da raccontarvi. Una buona giornata a tutti intanto e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0